Buon pomeriggio, ben ritrovati o benvenuti e benvenute a chi ci segue e ci ascolta per la prima volta. Questa è la quarta giornata di Educhiamoci, giornate per l'educazione, e siamo in diretta dalla Scuola Media Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, che ci accoglie, ci ha accolto in questa settimana di questo nostro festival. Siamo qui a Vittorio Veneto, città che avete visto nella nostra promo iniziale, e appunto ne approfitto per portare i ringraziamenti e i saluti da parte dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e in particolare dell'assessorato alle politiche scolastiche e dell'assessore Antonella Caldart. Il nostro festival è la prima edizione di Educhiamoci e ha come titolo Io sono come tu mi guardi, e questo titolo vuole sottolineare e porre l'attenzione sull'importanza del ruolo dell'adulto, inteso come genitore, educatore, insegnante, l'importanza di questo ruolo, ma soprattutto l'importanza di essere consapevoli, noi adulti, di riappropriarci del nostro ruolo educativo. Oggi però abbiamo un incontro che sono molto contenta di presentare perché è un incontro sembra forse un po' più leggero, ma non lo è. È un incontro che è intitolato La TV che fa bene ai bambini ma anche ragazzi e ragazze. Perché abbiamo deciso di affrontare questo argomento? Perché la televisione spesso è un oggetto di discussione, anche all'interno, penso, di quasi tutte le famiglie. È un oggetto di discussione perché per i bambini e i ragazzi è fondamentale, la televisione è amata, vuole essere vista e guardata molto spesso, e invece magari è un oggetto un po' di critica da parte di alcuni adulti che la vedono come mezzo poco educativo. Ma con gli ospiti che abbiamo con noi oggi vogliamo proprio focalizzarci su come la televisione può avere anche un obiettivo educativo, può offrire contenuti educativi e essere anche un punto di partenza per delle riflessioni, degli approfondimenti sui temi più disparati, sia in famiglia ma anche a scuola. Ricordo che ci potete seguire, oltre che su Zoom, se vi siete iscritti, anche sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto e sul canale YouTube sempre del Comune di Vittorio Veneto, e potete trovare tutte le informazioni riguardo alle nostre giornate per l'educazione sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Prima però di presentare gli ospiti che abbiamo collegati con noi oggi, vorrei presentare l'ospite in sala, direi sala regia, che abbiamo con noi in questo momento, che è il nostro proprio regista, Federico Campodall'Orto, che sarà con noi per questo incontro non solo per il dietro le quinte, ma anche per un intervento finale e conclusivo, proprio perché diciamo che la TV è una sua passione, ma anche un suo lavoro, è il pane dei suoi denti, quindi l'abbiamo voluto avere e inquadrare per questo incontro. Grazie, grazie. Eccoci qua. Ok, allora inizio a presentarvi gli ospiti che abbiamo per il nostro incontro di oggi. Il primo è Armando Traverso, giornalista, regista, sceneggiatore, conduttore, autore di programmi televisivi per bambini e ragazzi. Ho fatto un po' un elenco che ho visto la reazione sul volto di Armando Traverso, però giustamente in quanto anche cresciuta con della TV educativa, in cui lui è stato anche presente, ci tenevo insomma a sottolineare alcuni titoli della sua carriera. E con noi c'è anche Sergio Manfio, del gruppo Alcuni, che appunto ha fondato con Francesco Manfio e è una delle più importanti aziende europee specializzate in contenuti per l'infanzia. Vediamo se dalla regia lo riusciamo anche a vedere. Perfetto, ecco. Quindi benvenuti, grazie a entrambi di essere qui con noi, di dedicarci questo spazio per chiacchierare insieme sulla tematica appunto della televisione. Allora, per iniziare, mi piacerebbe tornare un po' sulla riflessione che ho fatto prima, quindi il fatto di come la televisione sia vista dai bambini come il media
forse non preferito adesso che ci sono smartphone e altre tecnologie, però è una richiesta che spesso portano avanti, quindi posso guardare la televisione o magari passare tante ore davanti ai programmi televisivi. E quindi televisione che è molto amata dal mondo dei bambini e dei ragazzi, ma tante volte entra in contrasto un po' con il mondo degli adulti, che invece la vede come una cosa al contrario dell'educazione. È un po' diciamo, un assunto che vogliamo smentire oggi, per cui lascio la parola agli esperti che sono qui con noi, e quindi direi, prima di interpellare Armando Traverso, se vuole appunto portarci la sua testimonianza, la sua riflessione riguardo a questa nostra tematica. Grazie. D'accordo, grazie, buongiorno a tutti, un saluto particolare a Sergio Manfio, di cui stimo moltissimo il lavoro, lo apprezzo tantissimo, insomma un lavoro che negli anni si è dimostrato sempre più preciso, puntuale, soprattutto per quello che riguarda l'attenzione ai temi dell'infanzia, dei ragazzi e non solo. Quindi complimenti, sono davvero contento di essere qui con voi. Dunque, inizierei proprio dal titolo, parafrasandolo. Io sono come tu mi guardi, io sono come tu mi vedi. In realtà questa è una cosa fondamentale su cui fare una prima riflessione. Ecco, essere ciò che gli altri vedono. E qui siamo già nella televisione, ma prima ancora, un passo indietro, il bambino ha necessità di essere visto con una serie di conferme, perché è nella conferma che cresce, nella conferma che trova la sua identità, è nella conferma che trova la possibilità di andare avanti, la libertà per fare le domande e conoscere il mondo. Quindi mi pare davvero un titolo azzeccato, perché racchiude un po' tutto quello che è l'ambito che riguarda la sfera della conoscenza, ma soprattutto poi la riflessione, intendo questo termine nella doppia valenza, anche di riflesso e quindi di mondo televisivo. E allora entro in quella che è un po' la mia dimensione. Allora intanto vorrei citare due libri che hanno un po' contraddistinto un periodo, e sono La TV fa bene ai bambini di Mario Morcellini. Quando lo ha scritto era il preside della facoltà di Scienze e Comunicazione La Sapienza a Roma, se non sbaglio, e adesso credo che sia nel membro Agicom, non mi ricordo, ma insomma diciamo che allora il ruolo era proprio quello di faro, di osservatore dal punto di vista sociologico. E l'altro libro è La buona maestra TV del professor Farnè, che allora invece era professore di scienze dell'educazione. Cito questi due libri perché? Perché in quel periodo la televisione era davvero oggetto di contesa, perché erano apparsi, e questo sicuramente Sergio lo saprà benissimo, i cartoni giapponesi che venivano demonizzati, i famosi Mazinga, Capitan Harlock e chi più ne ha più ne metta, visti come un po' una minaccia all'educazione del bambino. Quello naturalmente era un episodio singolo che può essere investigato in quanto episodio singolo. A me questo aspetto adesso non interessa, mi interessa di più l'aspetto generico, il fatto che la televisione, grazie o per o a causa dell'intrusione di questi cartoni, diventava un mezzo da cui stare attenti e da cui stare alla larga. Nello stesso periodo noi iniziavamo una trasmissione, anzi insomma era già in onda da tempo, che si chiamava Patatrack, che era una trasmissione un po' dirompente, andava in onda la domenica su Rai 2, ed era una trasmissione che sovvertiva un po' quelli che erano gli apparenti valori, o perlomeno i valori tradizionali di quella che si considerava un'educazione posata. In realtà no, in realtà la nostra trasmissione si fondava sui valori principali di Gianni Rodari, cioè sull'utilizzo della fantasia e sul fatto che la fantasia non fosse qualcosa di così lontano dalla realtà, ma anzi al contrario, che fosse uno strumento necessario per investigare la realtà. E quindi
il dibattito sulla televisione oggetto negativo o oggetto invece positivo era già presente e continua ad esserlo. Così come giustamente, come citava la nostra ospite che ci ha introdotto, lo sono attualmente i telefonini, gli smartphone e i vari device, tablet e quant'altro. Noi crediamo che, dico noi nel senso le persone che con me si sono occupate di televisione, che ci sia però un elemento fondamentale per risolvere un po' questa diatriba. Non vorrei farla troppo semplice, poi magari sentiamo che cosa ne pensa Sergio, ma c'è un modo, una modalità che ci può aiutare a risolvere un po' questa cosa ed è racchiusa in un concetto, meglio in una parola, la condivisione, cioè bambini e genitori possono condividere l'esperienza, possono condividere l'esperienza del mezzo televisivo, possono condividere l'esperienza del telefonino, del tablet o di quant'altro. Pochi anni dopo quell'esperienza di Patatrack abbiamo fatto un programma che si chiamava invece È domenica papà. Mi rivolgo agli adulti in questo caso perché il programma nasceva proprio come un esperimento dedicato ai papà separati. In quanto RAI e in quanto servizio pubblico ci eravamo posti il problema di che cosa succede nel weekend dei papà separati, perché spesso i papà sono un pochino più disorganizzati rispetto alle mamme e quindi abbiamo detto ma perché non proviamo a dar loro delle occasioni, dei modi per stare insieme ai figli. E naturalmente, è chiaro, questo programma proponeva quelle che potevano essere le occasioni in giro per il paese, in giro per l'Italia. Faccio degli esempi, il museo vulcanico vicino a Enna, oppure l'oasi di Ninfa. Chiaramente ci rivolgevamo ad un pubblico nazionale, non potevamo né pensare e né sperare che tutti quanti si recassero a Ninfa oppure a Enna. No, l'idea era però di stimolare il rapporto genitore-figlio, in quel caso più specificatamente papà e bambino, anche se poi naturalmente era un escamotage, poi naturalmente la trasmissione era rivolta a tutti, però quello ci consentiva di effettuare, di fare uno step più avanti, un passo in avanti per quello che riguarda un po' la condivisione bambino-genitore. C'è un piccolo aneddoto e poi magari, non so, nell'alternanza magari mi fermo, non vorrei dilungarmi troppo, che vorrei ancora raccontarvi a proposito degli adulti, perché in quella trasmissione ad un certo punto invitavo il bambino a entrare piano piano di soppiatto, le parole erano più o meno queste, nella camera del papà e con un sol balzo saltargli sulla pancia l'urlo di «È domenica papà!» E questo mi ha creato parecchi problemi. Una volta sono salito su un autobus, ero solo, l'unico passeggero, e il conducente ha chiuso le porte, poi si è girato, è venuto minacciosamente verso di me e mi ha detto tu sei quello che fai saltare sulla mia pancia mio figlio la domenica mattina, l'unico giorno quando potrei riposare. E io ho detto guarda, scusami, ma l'intenzione è buona, l'intenzione è datevi da fare, svegliatevi, state insieme e cercate insomma di condividere questa giornata di libertà. Ho chiuso con questa nota insomma sorridente perché mi pare che sia anche importante, e cosa che poi facciamo sempre, Sergio lo sa bene, anche mettere un minimo, una nota di allegria e una nota giocosa nei contenuti che proponiamo. Per il momento io mi fermerei qui perché mi do fastidio ad ascoltarmi troppo. Grazie, grazie mille, soprattutto di aver sottolineato questa parte della condivisione dell'esperienza, che magari poi ci torniamo in seguito. Lascio subito la parola a Sergio Manfio, prego. La sua... Ah, ok, ci racconta anche lui la sua esperienza, adesso sta arrivando, vediamo se riusciamo a connettersi con l'audio. Ok, ci siamo? Perfetto, prego. Allora, ovviamente saluto Armando, con il quale ci siamo incontrati molte volte, anche magari nel corso di queste infinite discussioni che si sono fatte negli anni scorsi sul valore della televisione, che ormai, grazie a Dio, si sono un po' spente. Ma approfitto anche perché, se non ho capito male, siamo in collegamento dalla scuola Lorenzo da Ponte, sbaglio? Corretto, giusto. Ecco, dove io ho girato un film qualche anno fa
per la trasmissione Ciacchiunio che conduciamo ormai da 30 anni e che ricordo con molto, a parte che conosco la scuola come le mie tasche, oltre che Vittorio Veneto, dove ho girato questo film con i ragazzi, che l'abbiamo mandato in onda anche lo scorso anno in replica, visto la bellezza di questo film. Bene, allora che cosa posso dire? La cosa che mi interesserebbe sottolineare rispetto a questo è un po' il ruolo che dovrebbero avere, che spesso non hanno, i produttori di programmi televisivi per bambini. Dico per bambini anche se la cosa magari potrebbe in qualche modo essere riferita anche al pubblico degli adulti. E questo qualcosa è il fatto che spesso non si è in grado di valutare l'impatto che hanno i programmi che scriviamo nei confronti dei ragazzi. Chi produce, chi scrive, chi fa la regia, chi si occupa di realizzare questi programmi ha una responsabilità pedagogica, educativa nei confronti dei ragazzi, dei bambini che guardano i programmi che scrive. Dico questo, magari fra coloro che ci ascoltano, qua vado anche male perché non capisco dove sono, cioè parlo con un video, spero che qualcuno in questo momento mi stia ascoltando, magari anche facendo qualche versaccio, gesti o non so. È un po' difficile fare questo, però voglio dire, la responsabilità educativa, no, ha questa, cioè non è una cosa così chiaramente accettata da chi produce trasmissioni per bambini. Molto spesso si confonde i programmi, chiamiamoli educativamente orientati, dagli altri programmi. Beh, io credo che questa definizione sia completamente fuori luogo, nel senso che non esiste il Dipartimento Scuola Educazione, ex Dipartimento Scuola Educazione, che produce dei programmi per far sì che i bambini imparino a leggere, a scrivere o a cose di questo tipo, e dall'altra parte ci sono tutte le altre cose che non hanno nulla a che vedere con questo. Anche se tu fai un cartone animato potenzialmente o che sembra totalmente disimpegnato, in realtà presenti dei modelli di interpretazione della realtà ai bambini che sono molto chiari e che immediatamente vengono seguiti. Teniamo conto di una cosa, che sicuramente il peso dei genitori è determinante. Diciamo però che nel giorno d'oggi il fatto che i genitori possano vedere la televisione assieme ai bambini non è proprio così facile. E quindi non sarebbe male che chi produce televisione avesse anche la capacità, la voglia, l'idea di capire che molto spesso si rivolge a dei bambini che sono indifesi e che non hanno l'adulto che possa in qualche modo interagire con loro per far capire quello che sta accadendo. Noi come gruppo ormai da parecchi anni cerchiamo per ogni nostra produzione di avere delle collaborazioni con, diciamo, con l'università. Io ho scelto ad un certo punto della mia carriera di autore e regista di insegnare all'università. Ho insegnato per più di 10 anni alla facoltà di scienze della formazione dell'Università di Padova, perché avevo la necessità di capire che cosa accadeva quando io scrivevo qualcosa. Molto spesso mi sono reso conto che molte idee che avevo erano dettate più che altro dalla mia esperienza attoriale o dalla mia esperienza di autore, e avevano ben poche, anche se provengo dal mondo della scuola, avevano ben poche attinenze con quella che era proprio questo aspetto pedagogico. Il problema è che quando io insegnavo all'università abbiamo cercato con i miei colleghi di creare la figura dei consulenti psicopedagogici alle produzioni rivolte ai minori. Cioè mi sarebbe piaciuto moltissimo che il regista, la casa di produzione a un certo punto portasse via pochi spiccioli per avere qualcuno che l'aiutasse a capire quale poteva essere l'impatto di quello che veniva scritto nei confronti dell'audience, in sostanza. Devo dire la verità che questo, mentre noi abbiamo cercato di usarlo, non ha avuto un gran successo, per il semplice fatto che i tempi delle produzioni televisive, e Armando conosce benissimo cosa voglio dire, rispetto invece a quelli che sono i tempi di un'università, di una ricerca, di studiosi, sono spesso molto differenti. E quindi noi abbiamo tempi, cioè dobbiamo fare le cose per ieri, e loro invece ovviamente i tempi sono, come dicevo prima, molto dilatati.
Mi blocco dicendo solamente che con una decina di università europee, a cui hanno partecipato anche gli israeliani e il Sudafrica, abbiamo cercato di creare una definizione dei programmi educativamente orientati, cioè quelli che potevano, secondo il nostro punto di vista, ma poi c'erano anche degli esperti e degli stakeholders, oltre che naturalmente dei programmisti, dei palinsesti televisivi, abbiamo cercato di chiarire che cosa questo potesse in qualche modo significare, tenendo conto che ribadisco un concetto che secondo il mio punto di vista non ci sono programmi educativi e programmi non educativi. Nel momento in cui noi comunichiamo con dei bambini, con dei ragazzi, tutto ciò che passa da quello che noi scriviamo e mettiamo in scena è fondamentalmente educativo, nel senso che esiste un concetto di formazione, ogni comunicazione ha in sé un elemento formativo, come ogni elemento formativo ha in sé un elemento di comunicazione. Grazie, grazie mille a entrambi. Appunto avete già un po' toccato anche questa tematica della condivisione dell'esperienza, ma soprattutto dell'assumersi la responsabilità come adulti di ciò che proponiamo, quindi anche in televisione. So che forse Sergio Manfio ci aveva portato qualche esempio, non so se possiamo parlare magari di... Guarda, Sì. faccio solo prima di far vedere il primo contributo video che ho preparato, è una cosa che abbiamo cercato abbiamo proprio cominciato a fare 30 anni fa, il fatto che i bambini, mentre guardavano la televisione, noi sappiamo che un bambino, mentre guarda la televisione, ha una reazione di natura emotiva, ovviamente si identifica con quello che succede. Però ci siamo chiesti se era possibile che durante la trasmissione ci potessero essere dei momenti nei quali il bambino si sentisse direttamente coinvolto attraverso delle domande che la televisione gli poneva. Ovviamente ci vuole molto a capire che non si tratta di una interazione vera e propria, perché chiaramente gli strumenti non c'erano allora e non ci sono neanche adesso, però se un bambino non ha particolari problemi, negativamente ad alcune domande risponde in maniera retorica, perché noi sappiamo già che cosa dice. Sarà ben difficile che un bambino si schieri contro il personaggio positivo o a favore di quello negativo, sempre ripeto che non abbia delle turbe che in questo momento non sto a identificare. E abbiamo fatto una sperimentazione, abbiamo capito che in realtà se noi proponevamo al bambino di fare qualcosa durante un'emissione televisiva, lui l'avrebbe fatta e si sarebbe sentito partecipe di quello che stava accadendo. Abbiamo valutato, attraverso delle telecamere nascoste, che l'atteggiamento del bambino coinvolto era un atteggiamento meno passivo dal punto di vista posturale rispetto a quello che succede normalmente quando guarda una televisione normale. Quello che chiederei di mandare in onda, il punto numero 1, è l'inizio del nostro secondo o terzo film, non ricordo bene, per le sale, del quale l'inizio è una cosa molto breve. All'inizio c'è un aquilone che parla ai bambini in sala e chiede a loro di soffiare per far muovere una girandola. Vi posso assicurare che nelle emissioni, nella programmazione cinematografica, questo è stato un successo che ci ha veramente aperto il cuore, anche perché risale l'esperienza a 30 anni fa. Poi ovviamente l'Italia su queste cose siamo purtroppo sempre in ritardo e i grandi americani ci hanno anticipato, anche se l'idea nasceva molto tempo fa. Ecco, se potete mandarlo in onda, grazie. In questa storia ci sarà spesso bisogno di voi. Per esempio, avete visto che quella girandola lì non è ancora partita? Provate a soffiare. Un po' più forte, dai! Bravi! E poi ovviamente continuava, ma l'ho fatto solamente per farvi vedere il livello di partecipazione, che è uno degli elementi che ha caratterizzato il nostro lavoro. E poi, se abbiamo tempo, potete dedicare altre cose ad altri commenti su altre cose che facciamo. Grazie, grazie mille anche di queste piccole chicche, diciamo, che ci ha portato e che possiamo appunto condividere con chi ci sta ascoltando. Io adesso passerei di nuovo forse la parola al Mardo Traverso per approfondire un po', sempre
partendo dall'episodio divertente che ci ha raccontato alla fine del suo intervento, su come anche i programmi televisivi dei bambini, quindi dedicati ai bambini, possono far sì che siano i bambini a coinvolgere i genitori, a dire stammi accanto, stai seduto qua con me a guardare questo programma, aiutami a comprendere meglio quello che vedo. Quindi torniamo sempre anche, mi piace questo diciamo filo rosso che parte sempre dallo sguardo e torna sempre allo sguardo, quindi guardiamolo insieme, aiutami a comprendere, a farmi capire anche quello che sto vedendo. Non so se riusciamo a dare la parola, eccoci, ok. Eccoci. Prima di entrare nel merito di questo che mi hai chiesto, vorrei però ritornare per un istante alla riflessione che ha introdotto Sergio, che è illuminante perché insomma rende abbastanza evidente quanto il nostro lavoro abbia un'enorme responsabilità e debba essere sempre accompagnato da una riflessione costante. E se non ho capito male, Sergio parlava di appunto un gruppo di persone che potessero verificare gli effetti del programma, del prodotto sui bambini, in modo da valutarne poi insomma tutte le possibili conseguenze. Ecco, questo è uno degli aspetti. Un altro aspetto che mi preme sottolineare moltissimo è un luogo comune che vorrei sfatare, per il quale fare televisione per bambini o fare radio per bambini, anche qui poi ho un piccolo aneddoto da raccontare, è qualche cosa di minore, è qualche cosa che viene visto come tutto sommato, un livello non all'altezza di quello che è il livello della programmazione per adulti. Ora, questa affermazione, questo concetto in sé ha qualche cosa di vero, perché i programmi per gli adulti, faccio un esempio banale per tutti, Sanremo, naturalmente prevedono una quantità di denaro sicuramente superiore ai programmi prodotti in Italia per bambini. Ma ho aggiunto in Italia non a caso, perché, e torno anche a quello che diceva Maffio, in America, per esempio, i film più importanti, quelli che hanno una produzione a budget maggiore, sono i film d'animazione per bambini e famiglie, sono i film della Disney, della Pixar, sono i film della DreamWorks che muovono centinaia di milioni di dollari e ne guadagnano altrettanti naturalmente, ma tra l'altro anche, e questo è un altro aspetto fondamentale, formano le menti dei piccoli e degli adulti che sono accanto. Allora, questo non è un aspetto trascurabile secondo me, quindi dovremmo forse riconsiderare dalla base l'importanza della programmazione per bambini e per adulti, verificare quello che succede in altri paesi, come invece in altri paesi le produzioni vengono sostenute, e questo forse ci aiuterebbe a capire meglio molte cose. Un altro aspetto, sempre in questa direzione, è quella delle professionalità. In coerenza con quanto immaginato, e cioè che i programmi per bambini possano essere tutto sommato minori, anche le professionalità possono essere viste come tali, cioè minori. Ah, come mi piacerebbe, lo dice chiunque, fare un bel programma per bambini, scrivere un programma alla radio per bambini, dimenticando che occorre una professionalità, un'esperienza che si acquisisce in anni e anni e che si acquisisce se ne ha voglia, e ci vuole fatica, sudore, come per tutte le professioni naturalmente, ma in questo caso è fondamentale, è importante avere una passione che altrimenti non potrebbe non sostenerci, insomma. Quindi io credo fondamentalmente, poi mi invece rispondo all'altra domanda, io credo che tutto debba ripartire da che cosa significa fare programmi per bambini in televisione, alla radio. Ecco, vorrei, prima di tornare alla condivisione, raccontare questo piccolo aspetto della radiofonia. Da 4 anni esiste un nuovo canale digitale della RAI che si chiama RAI Radio Kids. È importante dire che questo canale occupa uno spazio che prima non c'era, ovvero non c'era a livello nazionale una radio che si dedicasse
ai bambini, dichiaratamente, ai bambini e ai loro genitori. È importantissimo perché basta pensare a tutte le persone che in mobilità vanno in macchina a scuola, che accompagnano il bambino. Avere una radio che possa accompagnarli, e ancora una volta torniamo al concetto della condivisione, perché qui mamma e bambino, papà e bambino la ascoltano insieme, può essere fondamentale e utilissimo. Spesso per Rai Radio Kids, come in questo caso io sono in una camera d'albergo, come probabilmente si vede, scappato dal Salone del Libro, ogni tanto facciamo degli eventi. Adesso per fortuna, insomma, in questa situazione già un po' post-pandemica stiamo riprendendo questi eventi e incontriamo bambini e genitori. E racconto e chiedo sempre ai bambini qual è la differenza tra la radio e la televisione. E tutti naturalmente mi dicono, beh, la televisione si vede e si ascolta, la radio si ascolta solo. Benissimo. Dico. Allora, qual è, dico, a questo punto, secondo voi, il mezzo di trasmissione, non uso questa parola, più forte? E loro dicono, beh, la televisione, 2-1. E dico, sì, va bene. E allora racconto loro un piccolissimo episodio di un drago che si trova, chiedo loro di chiudere gli occhi, poi racconto un piccolo episodio di un drago che è all'interno di una foresta, un piccolo draghetto che viene svegliato da un raggio di sole. Poi chiedo loro di riaprire gli occhi e mi faccio raccontare com'era il drago. E ciascuno si diverte moltissimo, direi io l'ho visto così, c'è un po' di emulazione naturalmente, se il primo dice rosso avremo 4 o 5 rossi, ma poi qualcuno comincia a dire viola con gli artigli, con le scaglie, e piano piano si dà insomma forza e vita a questo draghetto della foresta. E loro si rendono conto che sì, è vero, la televisione fornisce audio e immagine, la radio fornisce solo l'audio, ma l'immagine la forniscono loro. E quindi questa per loro è una scoperta, si rendono conto che possono essere autori. E ritorno allora velocemente alla professione. Chi scrive per la radio deve saper distinguere gli elementi che sono necessari per quel tipo di scrittura da chi scrive per la televisione. Chi scrive per i cartoni animati, come Sergio sa bene, ha una modalità narrativa ben diversa da chi scrive per programmi televisivi che vengono registrati in uno studio e che magari necessitano di una certa immediatezza e quindi hanno bisogno di altri tempi, altri ritmi. Per concludere questo aspetto, le professionalità di tutti coloro che si occupano di televisione, di radio per bambini, devono essere preparate, cioè le persone che si muovono in questo campo devono necessariamente avere una solida preparazione. E un po' di anni fa, per poter insomma dimostrare quante persone lavorano nel campo dell'infanzia, ci inventammo una sorta di festival, una sorta di premio, che era il premio Alta Qualità per l'Infanzia, dove premiavamo tutti coloro che si erano distinti nei vari settori dell'infanzia, ma i settori, quelli forse che meno alla ribalta, come per esempio le ludoteche, come le biblioteche, perché era necessario cercare, ed è necessario cercare di valutare nel modo migliore quanti si occupano di infanzia professionalmente. E torno finalmente alla risposta e poi concludo questo secondo intervento. Secondo me è davvero importante stare insieme accanto al bambino durante il programma televisivo, così come lo è durante un programma teatrale, o se possibile anche durante un videogioco. C'ho un terzo aneddoto, ma prometto che lo racconterò dopo sul videogioco. Perché? Perché mi rendo conto che è difficile, non è il padre, la madre spesso stanno lavorando, non è semplice, ma ci sono dei momenti in cui è necessario, perché il bambino trova conforto dalla presenza del genitore, ne ha un sostegno che naturalmente può anche non essere dichiaratamente espresso, ma in quel momento vedere qualcosa e sentire la presenza del genitore per il bambino è fonte di rassicurazione. Poi naturalmente ci può essere un livello successivo che è quello dell'elaborazione del contenuto, in cui il bambino chiede al genitore, parla con il genitore, e qui è chiaro che deve essere il genitore possibilmente a stimolarlo. Ma su questo io credo che, come dire, sia importante, e ritorno per un attimo alla scrittura, allora considerare che davanti al televisore ci siano bambini e genitori insieme. E concludo qui per adesso.
Grazie mille. E mi è piaciuta la frase che il bambino trova conforto dal fatto che il genitore è lì vicino e quindi ci piace vedere come in questi giorni stiamo affrontando proprio il tema del nostro festival nelle varie sfaccettature possibili. Quindi è sempre bello ritornare a come la presenza e quindi il ruolo educativo dell'adulto sia fondamentale per il benessere e la crescita del bambino e del ragazzo. In più aggiungo una nota personale che tutti questi programmi citati e comunque questa televisione bella mi fa venire in mente anche a me tutti dei ricordi della mia infanzia belli e quindi sono anche un po' emozionata a avere la presenza di entrambi perché chiaramente sì, niente, mi fa tornare proprio in mente i miei ricordi infantili che quindi chiaramente vuol dire che il contenuto educativo è fondamentale perché rimane proprio nella testa, quindi grazie a tutti e due per questa mia piccola nota personale. Vorrei chiedere a Sergio Manfio se per caso ha voglia di raccontarci un altro video del materiale che ci ha condiviso, magari un altro aneddoto, un'altra riflessione su questo tema attraverso uno dei corti, dei video che ci ha mandato. Sì, allora prima però vorrei assolutamente concordare con quanto detto prima sul fatto di quanto venga poco investito in Italia sui bambini. Allora, ricordo che qualche tempo fa sono per presentare questo progetto Chuck Junior, che parlavo prima, io avevo fatto un film anche a Vittorio, ed ero nella Repubblica Ceca, e presentavamo perché anche loro partecipavano a questo nostro progetto, che è un progetto appunto di Gruppo Alcuni, e ho conosciuto, ecco, tanto per capirci, il Pippo Baudo della televisione della Repubblica Ceca, il quale si onorava di fare uno spettacolo per bambini. Quindi voglio dire, questa poca attenzione che abbiamo purtroppo qui noi in Italia per questo settore in realtà non è assolutamente condivisa da altri paesi. E chiudo la parte. Però c'è un'altra cosa che mi viene in mente. Quando la gentile amica che ci sta presentando dice il ricordo dell'infanzia, in realtà per quanto mi riguarda, ma penso di interpretare anche le idee del nostro illustre collega qui oggi, in realtà noi non facciamo altro che mentre scriviamo cercare di recuperare quello che è quello che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. E quello che scrivo, penso che possa essere condiviso, quello che scrivo è il tentativo di recuperare quelle cose che io ho vissuto in maniera assolutamente, come posso dire, superficiale quando ero un bambino, ma che adesso, ripensandoci, diventano proprio il tesoro che riesco a scoprire di volta in volta ogni volta che scrivo qualcosa. Per esempio, immaginate un bambino che ora è davanti alla televisione, è lì seduto, quanto sarebbe felice di uscire e salire su un albero e avere una casa sull'albero. Allora, siccome era una cosa che mi piaceva moltissimo, me la sono anche costruita tagliando i rami dell'albero dei miei genitori, che non erano felici. Però in sostanza che cosa faccio? Cerco di capire quello che si dice proprio il recupero della propria infanzia. Vedo quelle cose che ho vissuto, che magari non sono riuscito a sviluppare, o quando da bambino uno poteva tranquillamente salire sul banco della sua classe e urlare. In realtà questa gestualità che a noi siamo tutti quanti qui seduti comodi, guai a fare un gesto fuori posto, in realtà sono cose che mi servono moltissimo quando scrivo, cioè penso a quello che mi sarebbe piaciuto, ovviamente poi lo medio sulla realtà di ogni giorno. Per quanto riguarda le cose che mi chiedevi, allora io chiederei, ma qui posso coinvolgere il pubblico? Vorrei coinvolgere il pubblico perché uno dei programmi televisivi che abbiamo fatto qualche tempo fa, che si chiamava Eppur si muove, vi faccio vedere la sigla. Intanto guardate la sigla e poi vorrei dire ancora una cosa per mandare in onda gli altri 2 contributi. Mi chiamo Nello, io sono Lalla, poi c'è l'assistente, Rossino e le camaleonte, attenti sta arrivando il capi, non chiamatemi capi, se no vi cancello sul più bello.
Ma cosa dici capi? Sai che paura capi? Ehi, non chiamatemi più capi. Ciao ragazzi, questo è un programma per novelli Sherlock Holmes. Siete osservatori? Curiosi? In ogni puntata c'è un giallo da risolvere. Ogni volta che si accende questa lampadina aprite occhi e orecchie perché vi sarà fornito un indizio che vi aiuterà nella soluzione del giallo. Ancora una cosa ragazzi, in ogni puntata ci sono degli errori. Quando vedrete apparire questo punto interrogativo, questo significa che in quel momento c'è un errore. Cercatelo. Ora procuratevi carta e penna. Si parte! Ecco, il fatto di procurare carta e penna, cominciamo ad inserire un concetto in cui i bambini non sono seduti comodi davanti alla televisione, ma hanno un atteggiamento diverso perché per scrivere ovviamente non appoggiano la schiena sullo schienale della poltrona o del divano. Ora chiederei alle persone che ci stanno ascoltando di vedere il secondo contributo, perché ci sono 2 errori, vediamo se riuscite a indovinarli. Sbrigati, broccolo! Mimetizza l'astronave! Provvedo immediatamente, signore! Cosa ci fa una piramide egizia in un Luna Park? Trasformala in una giostra! Lasciate fare a me, ora chiamo l'ascensore. Bene, allora, a chi lo chiedo? Magari alla nostra intervistatrice, hai scoperto i 2 errori? Allora, sinceramente ho notato 2 cose, poi non so se siano gli errori corretti, simolo. Non ti preoccupare, si può sbagliare. Ecco, intanto c'era il personaggio che dipingeva, che dipingendo non dipingeva, quindi colorava di giallo mi sembra, però il muro rimaneva rosso. E alla fine invece il pulsantino che dovevano schiacciare nella prima inquadratura era rosso e dopo diventa viola. Bene, tu sei un'ottima investigatrice. Ottimo. Nel primo caso però... Posso dirlo io? Posso giocare? Certo, ci pregherebbe. Allora, nel primo caso, in realtà, la vernice dove il personaggio attingeva era blu e quindi quando poi dava veniva rossa, ma invece era blu all'interno. Complimenti. È l'occhio esperto, è l'occhio esperto. Solo scusa, veramente ancora un istante. Noi nel corso voi sapete che il gruppo alcuni, oltre a produrre cartoni animati, ha anche delle compagnie teatrali che girano l'Italia con degli spettacoli. Allora, durante la pandemia noi abbiamo, non potevamo chiaramente essere presenti a teatro, riapriremo il teatro, grazie a Dio, fra una settimana, perché potremo ovviamente ancora tornare al 100% della possibilità di capienza. Però durante la pandemia abbiamo ripreso alcuni nostri spettacoli con 3 telecamere per evitare di fare quelle cose che si mette la telecamera al centro di platea e si vedono i personaggini alti 10 centimetri. Allora, abbiamo fatto un lavoro di regia per presentare uno spettacolo teatrale da un punto di vista televisivo. Abbiamo anche inserito all'interno degli spettacoli delle domande in cui i bambini da casa dovevano rispondere. Abbiamo ottenuto una marea di risposte, perché ovviamente un bambino piccolo aveva bisogno anche del genitore, almeno per prendere una penna e sapere dove segnare o cosa doveva scrivere. E questo ci ha fatto riflettere sul fatto, mi spero che attraverso sia d'accordo, che ci ha fatto riflettere sul fatto che ci sono una serie di professionalità che derivano dal mondo del teatro. Abbiamo delle compagnie teatrali in Italia assolutamente di primo ordine, che potrebbero tranquillamente trasformare alcune delle loro proposte in spettacoli televisivi. Adesso non voglio entrare nella diatriba sul fatto che il teatro sia poco televisivo, ma se noi riuscissimo a inserire dei cartoni animati, quello che abbiamo fatto noi nei nostri spettacoli, dei personaggi che intervengono in maniera molto, molto rapida per evitare appunto certe prolissità del teatro quando viene visto in televisione, secondo me riusciremo ad avere delle risorse da un punto di vista proprio di proposte televisive che sicuramente potrebbero riempire il palinsesto di momenti che in questo momento sono mancanti. E chiudo dicendo che
nell'ambito del progetto Chuck Junior noi abbiamo fatto anche un premio collegato ai programmi educativamente orientati che arrivavano da televisioni di tutto il mondo. Vi posso assicurare che noi italiani da questo punto di vista siamo decisamente, se non proprio all'ultimo posto, ma ci aggiriamo in quella posizione. Ecco. Grazie mille di nuovo a entrambi per queste testimonianze, queste riflessioni. Adesso chiederei alla regia di autoinquadrarsi, così interpelliamo anche Federico, che è il nostro regista, che appunto è stato qui tutti questi giorni. Ovviamente senza di lui non avremmo fatto niente, però lavora proprio con la televisione. E con la televisione ha fatto un sacco di progetti anche nell'estate, anche durante l'anno, con i bambini, con i ragazzi, ma anche qui durante le nostre giornate abbiamo avuto come ospiti, ovviamente le mattine, alcune classi della scuola media Lorenzo da Ponte che ci ospita. E tutti i ragazzi e le ragazze delle classi che sono state qui presenti si sono dimostrati davvero interessati al backstage, il dietro le quinte di una trasmissione televisiva come lo è quella che stiamo facendo adesso. E con domande, curiosità, soprattutto su come funziona la messa in onda di un programma. E quindi appunto darei la parola a Federico per la sua testimonianza su quanto i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze siano interessati a vedere la TV anche dal punto di vista più attivo, su il come si fa. Allora, intanto saluto i nostri ospiti e prima di agganciarmi a quello che diceva Consuelo, proprio telegrafico, è stata citata proprio all'inizio in apertura di trasmissione, perché anche questa è una trasmissione, la funzione pedagogica, la responsabilità educativa della televisione, e diceva Manfio, tutto ha una responsabilità educativa, non solo i programmi dedicati espressamente ai bambini o ai ragazzi. E questo secondo me è fondamentale proprio nell'approccio anche con cui si realizza un talk che magari niente ha a che fare appunto con i bambini, e soprattutto, mi permetto di dire, nella pulizia del linguaggio e di tutto il resto si dovrebbe tener forse conto un po' di più di questo, anche in programmi che non c'entrano nulla appunto con i programmi strettamente per bambini. Rispetto a quanto diceva Consuelo, è stato bello innanzitutto in questi giorni, anche questa mattina noi siamo proprio nell'aula magna dell'istituto Lorenzo da Ponte, che appunto Manfio conosce bene, e proprio qui abbiamo avuto delle classi ospiti. Devo dire che forse erano più attirati dal backstage, dal dietro le quinte della trasmissione televisiva, rispetto ai temi che poi andavamo a trattare all'interno dei vari appuntamenti qui di Educhiamoci. Segno che probabilmente c'è anche una curiosità nel vedere come funzionano certe dinamiche, proprio il dietro le quinte delle cose. I ragazzi erano molto molto interessati. Questo lo riscontriamo anche d'estate, ad esempio con i centri estivi del comune di Vittorio Veneto. Noi spesso portiamo nel nostro piccolissimo studio televisivo i bambini, anche i bambini della scuola dell'infanzia, quindi piccolissimi, e rimangono ammaliati da quello che è il dietro le quinte. La riflessione, magari l'input che faccio ai nostri ospiti che lavorano abitualmente anche con i ragazzi è questo: raccontare loro cosa c'è dietro la televisione può servire anche per una fruizione più consapevole del mezzo televisivo. Non so chi voglia rispondere. Io un paio di cose avrei da dirle in merito a questo. Vorrei però riagganciarmi ancora una volta all'intervento conclusivo di Sergio, perché l'idea di
aprire le porte del mezzo televisivo alle compagnie teatrali, penso anche al teatro di figura, che è spesso straordinariamente immaginifico, straordinariamente interessante, è un'ottima idea. E tra l'altro su questo ce l'avamo anche mossi come Radio Kids, poi naturalmente la pandemia ci ha fermato, però insomma è una cosa da investigare assolutamente. In merito al dietro le quinte, ma certo, per esempio nel nostro evento radiofonico il far giocare i bambini alla radio significa far loro scoprire che un mezzo come la radio ha bisogno di una serie di contenuti. Questi contenuti sono il parlato, la musica, gli effetti sonori, e noi nel nostro piccolo, insomma, i pupazzi, possiamo fare i contenuti sonori, gli effetti speciali, naturalmente sono raccolti lì per lì, ma sono divertenti e loro capiscono perfettamente tutto questo. In Rai, nel centro di produzione di Torino, vengono spesso organizzate visite scolastiche, le scuole vengono portate. Noi più volte sono intervenuti durante le mie registrazioni, abbiamo interrotto il programma, gli abbiamo spiegato l'utilizzo delle telecamere, gli abbiamo fatto vedere la regia. Ancora una volta questo è fondamentale, perché è la classica situazione in cui il bambino rompe il giocattolo e guarda che cosa c'è dentro, capisce come viene costruita l'opera. Naturalmente occorre un po' di riguardo, nel senso che bisogna sempre fare attenzione a non rompere la magia, cioè il trucco va svelato, ma fino ad un certo punto. Il bambino deve acquisire la consapevolezza che esistono una serie di strumenti che consentono a quel prodotto di esistere, ma non deve essere privato della gioia, della sorpresa, del mistero. E torno velocemente ancora ad un ultimo punto, prima di concludere, ed è per me forse il punto, e cioè che ogni buona storia nasce da un racconto, e quindi ciò che davvero è fondamentale è il racconto e dunque il linguaggio. Molto spesso questa apparente banalità la si trascura e si pensa e si presume che con effetti speciali e quant'altro si possa ammantare una storia che poi magari invece non ha quel giusto sostegno, quella forza necessaria, perché non c'è nel racconto. E questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto fondamentale, che sicuramente Sergio conosce bene, è che una buona storia, se raccontata bene e nel modo giusto, arriva sia ai bambini che agli adulti. E ci sono enormi testimonianze nel campo della letteratura, nel campo della cinematografia, che ci dimostrano questo. Ma nel nostro piccolo noi abbiamo fatto una cosa simile. Durante la pandemia ci è stato chiesto di realizzare un piccolo programma che potesse rivolgersi a bambini e ad adulti. E mi sono trovato nella condizione, devo dire non facilissima, di abbinare la figura del pupazzo e la sua storia, i racconti che aveva da proporre, magari con la figura di un pediatra o di uno psicoterapeuta, e abbinare questi due elementi apparentemente inconciliabili. Ora, io credo, che non suoni presuntuoso, perché è l'ultima cosa che vorrei, ma che se ci si mette con impegno, con passione, se nel corso, insomma, di tanti anni si sono acquisiti gli strumenti necessari, si possa parlare contemporaneamente a bambini e genitori. E lo si può fare arricchendoli entrambi. Si correggerà il tiro, però è un percorso che secondo me deve essere intrapreso per restituire la bontà della storia. E qui mi taccio. Grazie. Sergio Manfio, se vuole anche lei intervenire a riguardo a questa domanda di Federico. Rispondo a Federico perché il nostro progetto Chuck Junior consiste proprio nel fatto di prendere storie scritte dai ragazzi e non toccarle più di tanto, cioè evidentemente diamo loro alcuni suggerimenti quando la storia diventerebbe troppo complicata da girare in 3 giorni, perché il film, meglio il corto, viene girato
con i ragazzi in 3 giorni, ed è un tempo tecnico che non si può superare, anche perché si tratta poi di un concorso a livello internazionale. E la cosa che mi piace di più è che effettivamente dopo 3 giorni di lavoro con noi, primo, abbiamo ottenuto il più grande risultato che un adulto possa pensare, che non faranno mai gli attori da grandi. Perché hanno capito quanta fatica ci vuole a fare gli attori, quanto devi stare, chi ha un po' di esperienza davanti alla telecamera sa che cosa vuol dire stare ore e ore e ore davanti alla telecamera, ripetere le cose perché poi passa l'uccellino che ti dà, che cinguetta fuori tempo, passa il cane che abbaia, passa l'escavatrice che giusto in quel momento doveva venire a fare lo scavo, ma comunque in ogni caso diamo loro la possibilità di capire che cosa vuol dire, capiscono, poi ovviamente hanno la possibilità nel momento in cui, voi sapete che un film non si gira in maniera sequenziale, ma si cerca di far viaggiare la telecamera il meno possibile, quindi i dialoghi sono fatti in un certo modo, si può girare l'ultima scena e la prima girarla a metà e così via. E quindi alla fine hanno questa grandissima esperienza, che così, sì, certo, rompe il giocattolo, ma nel contempo lo ricrea, perché sei stato tu come ragazzo a creare quella cosa che poi, non so, 500.000 di persone vedrà in tutta Italia in un primo momento e poi nel mondo, perché il progetto viene girato anche a livello mondiale. Sono assolutamente d'accordo con la storia, che il discorso che faceva prima Armando, perché a un bambino interessa poco che l'eroe parta da un punto del bosco e arrivi a un altro e che noi si racconti che nel bosco c'è un pino, ci sono dei funghi, ci sono dei tigli, delle querce. A lui interessa sapere che cosa succederà alla fine di quel viaggio e scoprire se nel castello troverà qualcosa di interessante. Molto spesso i racconti degli adulti invece vanno a toccare cose che chiaramente per un adulto possono anche essere importanti, ma per un bambino non lo sono. Mi sono accorto più di una volta nel corso dei nostri spettacoli che quando cercavo di indorare la pillola, alla fine eravamo costretti a togliere quei punti che il bambino dice sì vabbè, ma dai, cosa succede? Dimmi quello che succede, fammi capire dove c'è il momento in cui io mi impersonificherò nel protagonista e sarò anch'io parte integrante del racconto. Ecco, ho finito, grazie. Grazie mille. Non so se Federico vuoi fare 2 parole o le fai alla conclusione. Ma io solo proprio telegrafico per dire che, siccome sono un po' appassionato anche di storia della televisione, quando si parla di funzione educativa della televisione, ricordiamoci che la TV agli albori è stata fondamentale probabilmente per l'educazione di gran parte della popolazione italiana. Ecco, sì, solo per fare questo accenno, quindi quando la TV magari viene demonizzata, forse anche eccessivamente, bisogna tenere presente anche questa cosa qua. Se i contenuti hanno il giusto livello di creatività, e quelli che sono stati citati oggi sono dei fiori all'occhiello italiani, direi che insomma le cose vanno nella direzione giusta, anche per quanto riguarda il mezzo televisivo, che appunto ogni tanto viene un po' bistrattato. Ecco. Okay, non so se i nostri ospiti concordano o meno. No, assolutamente. Abbiamo recentemente fatto per Rai Scuola un ciclo di trasmissioni dedicate ad Alberto Manzi e naturalmente quella era un'altra televisione, era un'altra situazione, era un altro paese e lui ha alfabetizzato il paese. La cosa che è interessante sottolineare è che quella modalità è ancora interessante ed è ancora valida, perché è una modalità che poi qualche anno dopo avrebbe ripreso, addirittura ovviamente portandola ad altre conseguenze, Gianni Rodari, e quindi quel tipo di approccio di una televisione che sia pedagogica, che sia educativa, ma che sia anche però, tra virgolette, sorprendente, che sia fantastica, come dicevamo prima, quell'uso della fantasia che è uno strumento per indagare e conoscere la realtà, è naturalmente qualche cosa di importante, di valido, almeno parlo a titolo personale, ma credo che
Manfio possa essere d'accordo, insomma, per concludere. Beh, sì, sono assolutamente d'accordo. È che ci terrei ancora comunque a precisare una cosa, che molto spesso quello che diciamo noi poi rimane in maniera molto limitata e non si riesce proprio come dire, a cercare in qualche modo di superare quel concetto per cui in realtà poi, siccome i responsabili dell'educazione dei bambini sono i genitori, la famiglia, la scuola, questo in realtà molto spesso, come posso dire, fa in modo che chi ha le responsabilità le dimentichi. Ci sarebbe il caso, adesso stiamo a Treviso riscrivendo la carta di Treviso, che è quella carta di autoregolamentazione. All'inizio nasceva come solo editoria, adesso sta diventando anche qualcosa che riguarda l'audiovisivo. Cioè, la preoccupazione che hanno tutti quanti i genitori è che leggevo che i bambini a 2 anni hanno già visto migliaia di immagini ai telefonini. Qui bisognerebbe anche che, oltre chiaramente ad avere una produzione di qualità sulla quale bisogna assolutamente interrogarci, perché se noi continuiamo a dare ai bambini patatine fritte, è evidente che loro mangeranno sempre le patatine fritte e non si accorgeranno che sono altri cibi molto più interessanti. Dall'altro canto bisognerebbe anche che ci fosse non voglio entrare nel merito perché non è una competenza mia, però che le autorità di garanzia, i garanti per l'editoria avessero la capacità di fermare un certo tipo di produzione che sicuramente non può favorire una crescita, dare modelli interpretativi della realtà ai ragazzi che siano in qualche modo interessanti. Insomma, mi pare che bisognerebbe un po' riuscire a rientrare nei ranghi e fare quell'operazione di come posso dire, di ecologica, che in qualche modo tolga certe cose che sono assolutamente in questo momento improponibili. Grazie di questi spunti di riflessione che sicuramente possono tornare utili non solo a chi è del settore, quindi voi con il nostro Federico, ma anche ai genitori e a tutti gli insegnanti che appunto magari possono un po' cambiare la loro visione e prospettiva su questo media. Appunto, riguardo a genitori e insegnanti ci arriva una domanda dal nostro pubblico di Zoom. Ricordo appunto che i nostri incontri sono, oltre che su Zoom, anche in diretta su Facebook e YouTube, cercando Comune di Vittorio Veneto, che ci fa appunto questa domanda e poi vediamo se volete rispondere entrambi. Come un genitore può capire se è una televisione che fa bene al proprio figlio? Cioè, quali sono gli strumenti per capire quali sono i programmi che fanno davvero bene, che sono davvero educativi? Non so chi vuole iniziare a rispondere. Se posso, credo che nella nostra definizione gli aspetti fondamentali sono questi. Uno si dovrebbe chiedere: esiste una potenzialità di educazione e la creatività all'interno di quello che sto vedendo in quel momento? C'è la possibilità di sviluppare le capacità osservative di un bambino? Il bambino è coinvolto in quello che accade? I modelli, come dicevo prima, di interpretazione della realtà vanno in funzione di un individualismo stretto o vanno a considerare il gruppo come un elemento importante per quanto riguarda quello che in quel momento io sto vivendo? Cioè, c'è l'eroe che vince sempre, gli altri sono un'altra parte, o c'è il gruppo che assieme cerca di affrontare un problema? Ancora, la violenza è un elemento che serve a risolvere le situazioni o possiamo pensare che le soluzioni possano essere di un problema possono essere risolte anche attraverso una cooperazione? Il ricordo del passato, la multietnicità, sono cose trattate in che modo? Allora, nel momento in cui uno può rispondere a queste domande, sicuramente si può anche, diciamo, soprattutto quelle relative alla violenza come soluzione di un problema.
e il fatto che il gruppo non venga considerato come tale, ma che sia sempre l'individualismo che si oppone al gruppo. Ecco, questi e la creatività e l'osservazione sono sicuramente cose che uno guardando dice, beh sì, mi pare che ci siano ingredienti di un ottimo minestrone in tal senso. Sì, vorrei, totalmente d'accordo naturalmente con le parole di Sergio. Vorrei aggiungere questo, che poi in realtà insomma è un'estensione del concetto espresso. Fondamentale capire se ciò che si sta vedendo, se quello che il bambino guarda o se lo si sta guardando insieme, va a rafforzare quella che è l'identità del bambino, cioè va a dare elementi costitutivi importanti per la futura persona del bambino, l'attuale e la futura. Quindi se offre degli stimoli importanti di riflessione, se certifica la fiducia del bambino in se stesso, e questa fiducia lo porterà a formulare in libertà delle domande, oppure se può generare un dubbio, ma è un dubbio positivo, perché è un dubbio che sprona alla conoscenza, è un dubbio che muove alla ricerca. Ecco, se il prodotto induce il bambino a una ricerca personale, se lo porta ad avvicinarsi alla creatività, all'immaginazione. Ecco, se tutti questi elementi che poi compongono l'identità del bambino si possono riscontrare nel prodotto che stiamo vivendo, beh, allora quello probabilmente è un buon prodotto. Grazie ad entrambi per queste piccole, diciamo, descrizioni o comunque criteri per riconoscere cosa davvero può far bene e essere educativo per i bambini e i ragazzi. Siamo in chiusura di questo incontro, quindi io chiederei ai nostri due ospiti se hanno voglia di fare un'ultima precisazione, un ultimo approfondimento, un'ultima breve riflessione prima di concludere. Non so se magari... Ho letto adesso che c'è una chat del Teatro Verde, e vi assicuro, non so se avete visto, beh, noi abbiamo lavorato al Teatro Verde, conosco benissimo il lavoro che fanno e sicuramente potrebbero essere assolutamente assoldati per un lavoro collegato al... Beh, guarda, io per quanto mi riguarda, se non rubo troppo tempo, vi chiederei di mettere in onda il contributo video numero 7, che è praticamente un'idea della partecipazione, con cui sviluppiamo la partecipazione dei bambini ai nostri progetti. Abbiamo chiesto, e nel corso dell'emissione del nostro terzultimo film, abbiamo messo in coda al nostro film proprio dei cartoni animati scritti dai bambini e realizzati con l'aiuto della nostra equipe. E quindi è un cartone animato sull'ecologia e affronta dei temi che spesso facciamo quando lavoriamo nelle classi con i bambini all'interno dei nostri progetti televisivi o cinematografici. Se non è troppo lungo. Questa è l'isola di Wow! E questa è l'isola di Blah! Nell'isola di Wow vive senza nome. Nell'isola di Blah vive Cilindro. I bambini nell'isola di Wow giocano felici. A Blah i bambini non riescono a giocare. Troppi rifiuti. Cilindro guarda verso l'isola di Wow. Senza nome lo saluta. Cilindro decide di visitare l'isola di Wow. Senza nome lo accoglie per svelargli i segreti di Wow e mostra a Cilindro le macchine del riciclo. Senza nome
consegna i cartelli con i simboli del riciclo. Cilindro torna nella sua isola, è pronto per il cambiamento. Cilindro insegna a tutti come si ricicla. Vengono costruite le macchine del riciclo. E così, dopo poco tempo, l'isola Bla diventa wow! Ecco. Molto carino. Molto carino, complimenti. Grazie. E volevo aggiungere questo, che allora, rispetto agli amici del Teatro Verde, per rendere ancora più evidente questa sinergia teatro-radio, noi li abbiamo assoldati e sono con noi e animano, è il caso di dirlo, e danno vita ai pupazzi protagonisti della radio. Quindi insomma ci stiamo già muovendo in questa direzione e chissà che non sia il primo passo di una lunga e piacevole e importante camminata. Io concluderei con una brevissima riflessione, veramente di 30 secondi, in cui veramente vi ringrazio per questa occasione, perché spero che questa occasione possa servire soprattutto a dare la giusta importanza a questo settore che purtroppo nel nostro paese non è così curato, non è tra i primi in assoluto, diciamo metaforicamente. È un settore che ha bisogno di professionalità importanti, è un settore che ha bisogno di risorse ed è un settore che ha bisogno di attenzione, perché si dice spesso che i bambini sono l'espressione del futuro, sono i cittadini del domani. Secondo me è un errore. I bambini sono già cittadini, sono cittadini dell'oggi e sono cittadini importanti, e questo in altri paesi è stato ben compreso. Speriamo che appuntamenti come questo possano far capire questa necessità che abbiamo. Grazie. E approfitto anch'io per ringraziarvi, perché ovviamente questi sono i momenti nei quali noi riusciamo in qualche modo, proprio pensando a quello che diremo, a rivedere un po' le cose che facciamo. Molto spesso questi incontri servono proprio per fare il punto sulle cose che abbiamo fatto e che magari non abbiamo fatto nel modo migliore, e domani sicuramente li faremo meglio, anche grazie a voi. Grazie mille delle parole di entrambi. Siamo noi a ringraziare voi di essere qui in nostra presenza, di aver trascorso questa ora insieme a noi e di aver chiacchierato su questo tema che è a noi tutti caro. In conclusione di questo incontro ci terrei a ricordare gli altri appuntamenti di oggi. Abbiamo un ultimo appuntamento questa sera alle 20:30 con il dottor Pellai, che si intitola Emozioni, crescita, sessualità, i figli crescono e noi? Ma prima, sempre nel tema di racconto storia per bambini e ragazzi e le famiglie, vorrei anche ricordarvi che ogni sera in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto e anche sul canale di YouTube va in onda alle 20 una storia con mamma e papà. Quindi una storia letta da Leggiamoli Forte della Biblioteca di Vittorio Veneto per tutti i bambini e le bambine che vogliono appunto ascoltarle insieme, si augura, ai loro genitori. E con questo ringrazio nuovamente i nostri due ospiti, Armando Traverso e Sergio Manfio, e ovviamente ringrazio anche il gruppo Alcuni che appunto ha collaborato con noi per la buona riuscita di questo incontro. Ringrazio Federico Campodall'Orto e anche la Tenda TV che ci sta dando una mano alla regia di tutte queste giornate per l'educazione. E con questo io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo per i nostri prossimi appuntamenti.